A Taglio di Po, in via Pordenone, è stato tagliato il nastro di AB Costruzioni, la nuova azienda fondata da Alessio Bellan. Un'inaugurazione che è molto più di un semplice evento imprenditoriale. È la celebrazione di un sogno personale diventato realtà, costruito con fatica, determinazione e tanto coraggio. Rossano Bellan, in questa inaugurazione importante, cosa rappresenta per te, per la tua famiglia, questa nuova avventura? Diciamo che intanto abbiamo realizzato un sogno, perché un anno e mezzo fa, quando siamo partiti, non pensavamo di arrivare in questo periodo già così preparati, diciamo, sia a livello di attrezzature, di lavoro, di numeri, di cifre, e quindi già è un sogno realizzato. Dopo la mia squadra, i miei ragazzi, è tutta una famiglia per noi. Noi tanti anni che lavoriamo insieme, non è che abbiamo iniziato adesso. E niente, insomma, cerchiamo sempre di migliorare e sempre di andare avanti con l'evoluzione migliore che possiamo fare. E niente, dai, oggi ci divertiamo per la bella giornata. Adesso è arrivato il sindaco, facciamo il taglio del nastro. Ecco, facciamo un po' il punto. Voi un'azienda che si occupa di... Allora, noi facciamo costruzioni edili industriali, per lo più capannoni, però diciamo che facciamo un po' di tutto: strade, piazzali, fognature, quello che opera sugli scavi. Sì, diciamo vasche, edilizia industriali, facciamo anche civile, però sì, tentiamo di lasciarlo alle imprese che sono dedicate al civile. Ecco, in questo momento quante persone siete Noi siamo in impiegati? 8. 8 persone, Sì. E lavorate su tutto il territorio Veneto e Emilia? Sì, Ferrarese, più che per lo più sul Ferrarese, sì. Come si dice, in culo alla balena? Sì, viva il lupo. Oh, viva il lupo. Nel mondo delle corse se ne dicono a montagna. Ricordiamo che tu sei anche un campione di... Sì, abbiamo la mia macchina qua, la Skoda Exposta. Che categoria fai? Noi corriamo in Skoda, la macchina è una Skoda Fabia R5 e sarebbe la classe regina. Infatti mercoledì partiamo per il Rally del Gargano. Quindi un atleta che ha i piedi saldi sulla terra con questa azienda importante. Grazie Rossano. Ok.